Scatman's World. Ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su SimCity. Allora ragazzi, prima di giocare devo spiegare un bel po' di cose. Cominciamo da GP4, vaneggi comandiani su GP4, impossibile da registrare Hockenheim, Silverstone e Magny-Cours. Ho provato tutti i programmi che mi avete scritto, tutti, nessuno funziona, anzi su quel gioco vanno ancora peggio. Ho aggiornato Fraps, niente da fare. Manca solo Bandicam che non trovo la crack. Io posso anche comprare il programma, ma prima lo voglio provare. Quindi se mi potete aiutare a trovare sto cazzo di programma, almeno li hanno provati tutti, perché se no non posso più registrare il campionato 2004. Se tutte le mode sono così, con GP4, ciao. E niente, poi andiamo su SimCity. SimCity altri problemi, non riesco più a entrare nella partita quella di Nerdopoli. Allora ragazzi, sinceramente ho deciso di fare così. Comincio una nuova città e l'obiettivo è, e l'ho promesso già tante volte ma stavolta lo prometto, di fare una città perfetta, ordinata, precisa, meravigliosa, una bomboniera. Però ragazzi me la voglio proprio godere con la modalità quella più semplice, quella a 1.000.000 di euro. Così almeno posso azzardarmi di fare anche cazzate, di fare cose incredibili, perché sennò ragazzi veramente ricominciare ancora per terza volta dopo la prima volta che è andata bene, la seconda che mi ha vaneggiato, ricominciare ancora non so proprio palle. Almeno ci divertiamo, proviamo cose nuove, vediamo magari di portare la città ai grattacieli mondiali, magari ecco, farla sul gioco d'azzardo e vedere insomma una nuova Las Vegas, ecco. Perché sinceramente ricominciare da capo in modalità normale non so proprio palle. Quindi vediamo un po' di fare una città perfetta, ordinata, di creare una città super mega incredibilmente figa. Andiamo raga, andiamo raga, andiamo raga. Vai raga, ci siamo. Nome della città, città del peccato, fioi. E dobbiamo costruire la nuova Las Vegas, però con più tranquillità, senza rotture dei maroni. Boh. Allora, andiamo. Partiamo già con i tram, visto che i soldi ci sono. Vediamo il vento. E adesso ci divertiamo. Finalmente possiamo giocare con un po' più di spensieratezza. Boh, ora devo fare le industrie qua, perché poi metto le città di qua e il vento va per così. Perfettus. Boh. Non ho capito un cazzo, ma andiamo. Allora, vai. Allora, qua adesso deve essere ordinatissima, ragazzi, il più ordinata. Ok, allora 1 2 3 4. Ok, teniamo così. Questa è un po' più grande, però l'importante è che sia insomma. Boh, dai, mi piace, può andare, boh. E qua ci incazziamo le industrie. Boh, essere perfetta, mi raccomando, fio, non devo cappellare. Vento. Boh, c'è anche tanto vento, questa è una cosa positiva. No, aspetta un attimo. Cominciamo con i vaneggi comendiani, un po' che non gioco a SimCity, ragazzi, un po' di pietà. Ottimo. Ok. Qua mettiamo già così, così siamo tranquilli. Boh. Adesso devo fare la città in modo che al centro ci siano tutte le attrazioni. Quindi dobbiamo ragionarla bene. Allora. Ok. Ok, allora. Perfetto, ora possiamo mettere qua. Così. E così. Allora, questa parte è tutta per i centri. Buono.
Ok. Ok, questa che sia un po' più grande non è un problema, così non è troppo regolare, che sennò è anche noioso. Allora, qua mettiamo tutte le attrazioni, boh. No. Qua ce la cazziamo di qua. E qua lo stesso. Così, buono. Vai di casette. Buono. Perfetto. Qua possiamo andare anche più veloci. Boh. Adesso bisogna mettere l'acqua. L'acqua, madonna, poca acqua c'è. La cazziamo qua. Buono. Allora, dai, che questa città secondo me è più bella rispetto all'altra. Dai che ce la godiamo. Allora, già 446.000 euro. Madonna, veramente costano tantissimo le case. Prepariamo già anche le acque reflue, che le possiamo mettere qua. E il centro di riciclaggio. No, aspettiamo una. Madonna, spero costa già tanto, fioi. Ho già problemi di soldi, ragazzi. C'è solo il Cumendone per avere questi problemi. Boh. L'obiettivo è quello di correre solo voglio solo grattacieli e solo attrazioni. Cioè, proprio Las Vegas 2 la vendetta. Ok. Quindi... bello, chiaramente poliziotti a raffica. E tutte queste cose qua. Vabbè, dai. Adesso vediamo qua. Dai, cazzo, muovetevi, che voglio costruire un qualcosa che va al di là, ragazzi. Dai, mi sembra già più ordinata la città, dai, un pochettino più ordinata. E dopo, nella prossima, quando finisco la città del peccato, obiettivo un altro, sempre in questa modalità qua, perché sinceramente ho proprio voglia di divertirmi. E vediamo se riesco a costruire, magari per ogni settore, una città. Peccato, turistica, così. Però devono essere perfette, cioè non voglio cagate questa volta. Cioè, devo arrivare a un punto che ho tutti i grattacieli, tutte le cose. Se non ce la faccio stavolta basta, non giocherò mai più a SimCity. Questa è una promessa incredibile. Poi dobbiamo continuare anche la campagna con Edward, che sta finendo la scuola, è un po' impegnato, ma riprendiamo di brutto anche con il buon Joe. Ok, sta arrivando gente. Allora, qua potremo fare così. Possiamo mettere qua tutte le cose. Dopo mettere ancora uno spazio vuoto e ancora case. Boh, dai, adesso ho le idee abbastanza chiare. Ora, questa un'altra parte vuota. Per mettere altre attrazioni. Boh. E qua ancora case. Ancora case. E un po' di negozi. Dai ragazzi, che sarà un capolavoro mondiale. Me la vedo già, fioi. La più bella città del mondo. Boh. Na, 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 na. Ok, allora. Che cazzo go da far? Allora, casette, 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 casette. E i negozi. Perfetto. Boh. Ora ragazzi, se non ce la faccio veramente me ne vado, cioè veramente vado a giocare a, non lo so, a Anna Montana, veramente, il mio nuovo gioco. Dai, la città del peccato sta prendendo forma. Allora, ci cazziamo attrazioni, attrazioni, chiaramente poliziotti, pompieri, poliziotti, pompieri, ospedali, scuole ce ne sbattiamo le balle.
Ok, dai. Ci siamo. Adesso vediamo un attimo qua. Gioco d'azzardo. Casa da gioco. GQ del gioco d'azzardo. Casino di fantascienza. Casino raffinato. E casino elegante. Ok, devo aspettare. Chiaramente devo partire con questo, chiaramente. Devo partire con questo. Boh, anche se ho già i soldi, ho già tutto segnato, non è semplice, perché comunque avete visto, per fare le... Cioè, diciamo, io ho voluto già investire sulle strade per essere tranquillo e fare i tram, perché sennò non ce la faccio mai. Cioè, allora, praticamente, con questo investimento ho già però sprecato tanti soldi. Quindi devo stare attento, non è che posso già mettermi a fare i grandi casinò piano piano, però è chiaro che è più semplice, però con la calma e la pazienza la città del peccato 2 diventerà la più grande città del mondo e Las Vegas mi fa una pippa gigantesca. Abbiamo già 6.000 abitanti, perfetto. Qua possiamo costruire... Allora, comune... Nel comune lo piazziamo qua. Buono. A posto. Non serve fare le altre robe, però queste cose qua le facciamo. Casa del sindaco. E la villa aspettiamo. Devo fare tutto. Buono ragazzi, da questo video veloce lo finiamo qua. Perché voglio andare avanti piano piano. Allora ragazzi, obiettivo veramente costruire una città perfetta. Se deve essere perfetta, una Las Vegas, migliore di Las Vegas proprio. Quindi saranno, diciamo, serie più corte, però di più, così da cercare di fare tutte le città perfette con tutte le possibilità. Insomma, allora l'obiettivo è... Allora voglio fare una città del petrolio perfetta, quindi solo petrolio e si gode. Poi, vabbè, uno dei processori sicuramente, anche se ho visto che era più difficile, minerali, e questo è stato una rottura dei coglioni. Poi, vabbè, petrolio abbiamo detto, commercio, vabbè, questa me ne sbatto le balle, questa processore abbiamo detto dell'elettronica, ok. Culturale, ce ne spariamo una incredibile, proprio mostruosa, fatta perfetta proprio come dico io. Con monumenti magari anche i più belli, vediamo un attimo. Ok, vabbè, insomma, qua vediamo. Il gioco d'azzardo stiamo facendo adesso. E poi vediamo, insomma, ne possiamo fare. Boh, consigliatemi anche voi, ragazzi. Cioè, comunque l'obiettivo numero uno è fare città ordinate e perfette, perché ho fatto finora solo merda di proporzioni cosmiche. Ho promesso una città seria, voglio fare una città seria. Buon raga. Ok. Prossimo video, allora, miglioramento abitazioni con parchi. Cominciamo a fare i primi casinò. E il primo centro della polizia, che è fondamentale, magari anche con un tram, così siamo a posto da quel punto di vista. Raga, un saluto dal Comendone, sindaco veneziano. Ciao! PS, aiutatevi con GP4, vi prego.